Sala gremita questa mattina al centro civico di Piazza Vescovado a Caorle per l'arrivo di Silvia Stenner Cosina, nipote di Walter di Cosina, poliziotto della scorta di Paolo Borsellino, rimasto vittima assieme al magistrato nella strage di Via D'Amelio. La nipote ha incontrato gli studenti di alcuni istituti nell'ambito della Settimana della Legalità, evento giunto alla sua quinta edizione. Per me è un onore ricordare mio zio Eddie. Poi una cosa che io ripeto diverse volte ai ragazzi che incontro, che la storia d'Italia è fatta da tante piccole e grandi storie e alcune di queste non abbiamo il lusso di dimenticarle, perché l'unica forma di giustizia che noi possiamo restituire ai protagonisti di queste storie è proprio la memoria. Memoria che non deve essere un esercizio appunto del ricordo, ma vuol dire impegno a portare avanti quei valori che hanno animato i ragazzi come mio zio Eddie, cioè il grande senso del dovere, dell'altruismo, un grande senso civico, ma soprattutto quello di capire che non esiste un io senza un noi. Sguardi attenti, domande e un grande interesse nei confronti di uno spaccato del nostro paese che non può e non deve essere dimenticato. Percepisco la voglia e la curiosità di sapere e capire un pezzo di storia che ovviamente loro non hanno vissuto, ma che sentono che è presente, purtroppo. Quello che mi piace è che si rendono conto che qualcosa può cambiare, assolutamente, e loro spesso mi chiedono cosa posso fare per. Quindi si sentono protagonisti di un cambiamento che comunque c'è, vedo nei loro occhi. L'importanza è quello di divulgare alle giovani generazioni questa storia del nostro paese che ci ha segnato profondamente, l'importanza della legalità, l'importanza di avere memoria di quello che è successo perché non si ripeta di nuovo, l'importanza di un momento storico del nostro paese, l'importanza di diffondere la legalità anche tra i giovani, la cultura della legalità. Quindi noi come amministrazione appoggiamo queste iniziative, infatti questa non è isolata, ma oggi c'è stato un percorso fatto insieme ad una persona dalle scuole e ci sarà poi all'interno di Caro Educazione un podcast creato dai ragazzi che hanno partecipato a queste iniziative dove racconteranno la loro esperienza e anche speriamo quello che gli è rimasto da questa attività.